L'Evangelista San Luca, originario di Antiochia di Siria, nacque da genitori pagani. Dopo aver acquisito conoscenze mediche, intraprese numerosi viaggi in Grecia ed Egitto per approfondire la sua formazione. Successivamente si stabilì a Troade per praticare la sua professione, ma qui il destino gli riservò una missione ancora più grande. Durante la visita dell'Apostolo Paolo a Troade per predicare il Santo Vangelo, Luca, colpito dalla verità, decise di seguirlo nel sacro ministero, rimanendo fedele a lui fino alla morte. Intorno al 60 d.C., mentre San Paolo era prigioniero a Cesarea, Luca, ispirato divinamente, scrisse il terzo Vangelo in lingua greca, caratterizzato dalla sua chiarezza ed eleganza. Questo Vangelo fu dedicato a Teofilo, un famoso cristiano di Antiochia, ma al contempo si rivolgeva a tutti i cristiani e a coloro che desideravano essere salvati, sia ebrei che pagani, poiché il regno di Dio è aperto a tutti. L'obiettivo di Luca era dimostrare la bontà e la misericordia di Dio, narrando quindi episodi e parabole toccanti. Particolarmente eloquenti sono le parabole del buon samaritano, della pecorella smarrita, del fariseo e del pubblicano, di Zaccheo e del figliol prodigo, che rivelano l'infinita misericordia di un Dio che ha dato la sua vita sulla croce per noi e che perdona anche coloro che lo hanno crocifisso. Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. Il santo evangelista si dedicò anche alla predicazione e evangelizzò la Macedonia, la Dalmazia, l'Italia e la Gallia. Durante la prigionia di San Paolo a Roma scrisse gli Atti degli Apostoli, che narrano la storia dei primi anni della Chiesa, concentrandosi in particolare sui viaggi di San Paolo. Oltre ad essere medico, la tradizione afferma che San Luca fosse anche pittore. La sua devozione verso la Madonna si riflette nel fatto che tra gli evangelisti è colui che ne parla più diffusamente. È probabile che l'abbia vista e sia entrato in contatto con lei, come suggeriscono anche le belle immagini della Vergine tramandate sotto il suo nome. San Luca morì in Bitinia all'età di 84 anni. Le sue venerate spoglie furono inizialmente deposte nella città di Costantinopoli, insieme a quelle di Sant'Andrea, nella basilica dedicata ai 12 apostoli. Successivamente, le reliquie furono trasferite a Padova, dove si trovano ancora oggi nella basilica di Santa Giustina. San Paolo chiamò San Luca carissimo medico e fratello, la cui mela è nel Vangelo. Il simbolo di San Luca è un toro alato, poiché il primo personaggio che introduce nel suo Vangelo è Zaccaria, padre di Giovanni Battista, sacerdote del Tempio responsabile del sacrificio di tori. O glorioso San Luca, tu che con la divina ispirazione hai registrato in un libro apposito non solo gli insegnamenti e le gesta del nostro Signore Gesù Cristo, ma anche i miracoli compiuti dagli Apostoli per fondare la Chiesa, ti preghiamo di ottenere a tutti noi la grazia di vivere sempre in conformità a quei santissimi insegnamenti che, guidato dallo Spirito Santo e con la sua ispirazione, hai trasmesso a tutti i popoli attraverso i tuoi scritti divini.
Ti chiediamo di rendere ancora più splendido il tuo messaggio, affinché possa risuonare con forza nei nostri cuori e guidarci lungo il cammino della salvezza. Che la tua luce illumini le nostre menti e i nostri cuori e che seguiamo sempre fedelmente gli insegnamenti di Cristo nella nostra vita di ogni giorno. San Luca, intercedi per noi affinché possiamo trarre ispirazione dai tuoi scritti sacri e vivere secondo la volontà di Dio. Aiutaci a comprendere la profondità della misericordia divina e ad accoglierla nelle nostre vite, così da diventare strumenti di amore e compassione nel mondo. Ti preghiamo, o glorioso San Luca, di guidarci nel nostro cammino spirituale, affinché possiamo crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Concedici la grazia di vivere come autentici testimoni del Vangelo, diffondendo la luce di Cristo ovunque andiamo. San Luca, prega per noi e ottienici la grazia di conformare le nostre vite ai santi insegnamenti che hai tramandato nella tua opera divina. Amen. Nell'iconografia tradizionale, San Luca viene rappresentato in due modi distinti, entrambi significativi e affascinanti. Nella prima raffigurazione, il santo è dipinto accanto a un libro, una penna e il simbolo evangelico del toro. Questa immagine classica evoca la sua opera come evangelista, colui che ha trasmesso i messaggi divini attraverso la scrittura. Nella seconda rappresentazione, invece, San Luca viene ritratto come un pittore, dimostrando la sua abilità nel descrivere con meticolosità i personaggi chiave nella vita di Gesù. Tuttavia, il soggetto principale delle sue opere è quasi sempre la Vergine Maria con il bambino. Un esempio straordinario di questa iconografia è la tela di Raffaello, dove San Luca, vestito sia da pittore che da apostolo, è impegnato a dipingere Maria che tiene tra le braccia il bambino Gesù. Accanto a lui si trova l'attributo tradizionale del bue, appoggiato al suo fianco, mentre sullo sfondo si intravede un'altra figura misteriosa. Queste raffigurazioni catturano l'essenza di San Luca come evangelista e pittore, mostrando la sua dedizione nel trasmettere la verità spirituale attraverso le parole e l'arte. Sono immagini che ci invitano a riflettere sulla bellezza e sulla potenza delle sue opere e ci ispirano a contemplare con devozione la figura di Maria e il dono prezioso del Salvatore nella nostra vita. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.